Buonasera a tutti, eccoci al consueto appuntamento del venerdì con le Sibille sul mio canale YouTube. Mentre aspetto che vi colleghiate, vi ricordo quali sono gli appuntamenti settimanali. Non ho conferma per domani, ma dovremmo avere la solita diretta delle 16. Vi farò sapere comunque, vediamo se il Marietto ci dice qualcosa dalla regia. Intanto saluto Claudia, ciao Claudia. Dunque, la settimana sapete che comincia con l'appuntamento del lunedì sera alle 20:30 sul gruppo Telegram, i Magici Arcieri Bertoldini, e prosegue poi alle 21:30 sul mio canale YouTube con la diretta sempre con le Sibille come questa sera. La settimana prosegue poi con il mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, il venerdì di nuovo sul mio canale YouTube, però nel canale YouTube del Marietto Veneziano la diretta è alle 20:30, dunque ricordatevelo, mentre le mie dirette sono alle 21:30, le dirette del Marietto sono il mercoledì alle 20:30 e il sabato alle 16. Bene, Marietto sei entrato con un altro profilo, dunque controlla perché non è il profilo giusto. Bene, che dire, inoltre vi ricordo la modalità per la formulazione della domanda. Io ho necessità che voi mettiate il vostro nome, la vostra data e una domanda precisa che non lasci fraintendimenti. Dunque, se vi interessa sapere se andrà così o pomì, formulate la domanda per chiedere se andrà così, oppure se andrà pomì, non tutte e due. In base poi alla risposta delle carte, chiaramente avrete un vostro sì e un vostro no. Bene, detto questo, diciamo che più o meno dovrei aver detto tutto, mi manca di dire che se vi serve chiedere per una terza persona, ricordatevi, o una seconda persona in realtà, per un'altra persona, ricordatevi di mettere la data e il nome dell'altra persona. Dunque, se volete sapere se la vostra storia con Paperino andrà bene, dovete mettermi il vostro nome e la vostra data e il nome e la data di Paperino. Bene, spero di avervi strappato un sorriso, comunque di aver chiarito cosa e come mi aspetto di leggere le domande. Allora, cercate anche di mettere tutto in un unico messaggio, così io non mi perdo a leggere fra la chat. Ok, benissimo. Allora saluto tutti, saluto Claudia che ho già salutato prima, saluto Rosa, ciao Liana, ciao Italia, ciao Giuseppe, ciao Maurizio, ciao Cira, ciao Atanor, ciao Daniela, ciao Rosa, ciao Duilia, ciao Giovanna, ciao Roberta, ciao Marietto, ciao Loredana, ciao Fede, Laura e Ludo, no, Lara e Ludo, mamma mia, dovrò mettere gli occhiali prima o poi, ciao Gabriella, Daniela, ti avevo già salutato? Nel dubbio ti saluto di nuovo. Sì, sì, ti avevo salutato. Bene, allora, cominciamo pure. Questa sera non vedo tante domande, ma la prima è Giuseppe Guddeni. Perdonami Giuseppe, mi è scappato, sono stanca. Comunque, 28 marzo 84. Vorrei sapere se troverò l'amore entro dicembre. Questa è una bella domanda, nel senso formulata bene, con tutte le cose chiare. Vediamo subito se trovi l'amore entro dicembre. 28 marzo 84 Giuseppe. Ma se non è l'amore, è sicuramente qualcuno con cui cominciare a chiacchierare. Oh, però apriamo subito con una bella carta positiva, nuovo inizio.
Allora Giuseppe, la mia matita, eccola qua. Allora, apriamo già con una carta molto importante che è l'Imeneo. Dunque è una carta che già ci parla di una relazione che comunque viene ufficializzata o che nasce già sotto un buon auspicio. Ehm, allora, qui potrebbe spiegarci una cosa, comunque la linea del passato, e non so se guarda la concomitanza tra giovane fanciulla e militare. Dunque, o è una ragazza o comunque qualcuno che è all'interno delle forze dell'ordine, potrebbe essere una persona che indossa una divisa, oppure comunque c'è stata una situazione nel passato che era cominciata in un certo modo, ma che ha richiesto, forse c'è stata una brutta discussione e che ha portato appunto a un dispiacere. Dunque nel passato abbiamo questa situazione. Spero che le carte dicano qualcosa a te, perché per me che non so bene la tua storia, è difficile anche, provo a dirti quello che vedo. Allora, al presente abbiamo sacerdote, fedeltà, allegria e fortuna. Dunque, qui abbiamo comunque quattro carte per il presente che possono essere positive, nel senso che sì, è vero, mi dice che sei solo e che forse questa solitudine ha comunque un peso per te, ma altrimenti sarebbe venuta fuori diversamente. Comunque senti di aver bisogno comunque di trovare l'amore, una persona bene, con cui stare bene, e è possibile anche che ciò avvenga perché appare nella linea del presente. Dunque, in effetti è possibile che tu a breve faccia un incontro fortunato, magari durante una serata di festa, un'uscita con gli amici, ok? È una situazione comunque positiva. Diciamo che nel prossimo periodo comunque ci sarà forse o di questa persona in particolare ti riporteranno delle cose non tanto piacevoli o comunque dei pettegolezzi che ti daranno un sottile dispiacere, oppure non sarà molto chiara fin da subito la situazione, sebbene poi la notizia o comunque l'esito sia comunque positivo, perché la carta della stanza non è una brutta situazione, è una situazione di intimità e comunque dove è possibile che tu riceva una notizia di persona. Allora, ascolta però, nemica, la riunione e ladro. Dunque è possibile che a creare, a generare confusione sia il fatto che questa persona abbia già qualcuno. Mm? Dunque staremo a vedere, magari non sarà completamente libera questa persona. Ad ogni modo, ritengo che sia una persona che tu conosci già, una persona del passato, con cui forse non era andata tanto avanti, e potrebbe comunque avviare di nuovo qualcosina, però c'è qualche freno, ma tutto sommato direi che questo avverrà prima di dicembre. Ci farai poi sapere, Giuseppe, grazie. Andiamo avanti, ma prima controllo dalla regia perché ho sentito arrivare un messaggio. Scusate. Allora, sì, per me la facciamo. Dimmi tu se la dobbiamo fare la diretta. Io ho già avvisato che è alle 16. Fammi sapere, così glielo dico subito agli amici in diretta. Sì, anch'io, anche se ogni tanto. Allora, la facciamo o no questa diretta, Marietto? Sta scrivendo, eh? Sì, ok, ore 16. Amici, il solito orario, la diretta alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano domani. Ok, che caldo, oggi fa caldissimo.
Vediamo un pochettino con la prossima domanda. Abbiamo Rosa. Cara Hilde, mi sai dire se entro un paio di mesi avrò il reddito di cittadinanza? Grazie. Rosa, mi raccomando, vi ho detto, scrivetemi un unico messaggio con anche la data, Rosa. Meno male era subito dietro. Allora, 15 luglio 73. Allora, vediamo se entro un paio di mesi avrai il reddito di cittadinanza. Luglio 73. Vediamo il taglio. Mm. Mm, mm, mm. Ai, l'ho messe troppo sotto, vediamo un po' di recuperare. Alla fine lo avrai, il reddito di cittadinanza arriva, l'esito alla fine dice sì, però devo dire che fino all'ultimo si fa proprio sospirare. Abbiamo intanto militare, lettera, amatrice, amante e dispiacere. Dunque questa cosa, non so se questa domanda che hai avviato, se l'hai fatta tu insieme a un'altra persona, perché queste due carte mi fanno pensare o che siate in due che l'avete fatta questa richiesta, oppure che ci sia il dubbio su chi doveva essere fatta, a nome di chi, o chi dovesse chiederlo, non lo so. Comunque ci sono due persone qui, oppure è indice di uno slancio, di una volontà di farlo già da un po' di tempo, ma comunque già nel passato recente questa situazione ha portato qualche blocco, qualche notizia non positiva. Al presente sembra che stiano cambiando le cose, c'è la possibilità appunto che un'amica interceda, in qualche modo abbia trovato una soluzione, qualcosa, oppure in qualche modo viene schivato un impedimento, però non la vedo ancora adesso, nella linea del presente non è ancora, non c'è la conferma nell'immediato, è come se fosse ancora in stato di valutazione. Abbiamo però un fermo ancora, come vedi, da un punto di vista burocratico nel prossimo periodo ancora non vedo un esito positivo, ci vorrà un po', dunque ancora la cosa è ferma. Nel prossimo periodo dovresti avere una qualche notizia, però vedi che ci sono ancora intoppi, non è ancora la notizia che aspetti. Dunque ci sarà una specie di evoluzione, ma ogni volta che sembra aprirsi un mezzo spiraglio, in realtà poi la cosa si raffredda un po', si rafferma, però vedi che alla fine ti arriva. Dunque l'esito comunque entro i 2 mesi dovrebbe essere comunque un sì, ma mi pare che te lo fa sospirare quasi tutto il tempo. Dunque non ti preoccupare se avrai notizie contrastanti nel frattempo, perché comunque abbiamo visto che ci sarà. Allora, Giovanna, andiamo avanti. 12 aprile 67. Volevo chiederti se riesco ad uscire dal lavoro in tempi brevi. Uscire dal lavoro cosa vuol dire? Non ho mai usato questa forma, questa frase fatta così. Vuoi dire licenziarti da questo lavoro? Andare in pensione? Non credo, perché dei 67, figurati. Mi spieghi meglio, perché devo almeno capirla la domanda. Cosa vuol dire uscire dal lavoro? Vediamo un pochettino se me lo hai scritto. Um,
Allora, vi ricordo che le domande non mi dovete mettere io acquario, lui pesci, come ha fatto Rita. Rita, per favore, se arrivo a rispondere a te, ho bisogno il tuo nome, la tua data, il nome del tuo compagno, la sua data. Allora, scusate, torno indietro, spero che Giovanna mi risponda. Giovanna, cosa vuol dire uscire dal lavoro? Non la vedo scrivere, passo oltre, casomai se me lo scrive le rispondo. Allora, grazie a te Roberta per la fiducia, vediamo Loredana. Ci sarà un ritorno di lui? Michele, non ho capito come sono le date, se lui è 27 marzo 72 o se il 27 marzo 72 sei tu Loredana, comunque 19 dicembre 68, proviamo un pochino a guardare, ho sentito un altro messaggio dalla regia. C'è Marietto che ci saluta. Buonanotte Marietto. A domani. Allora, vediamo Loredana e Michele, se c'è un ritorno di Michele. Allora, donna maritata, amore, conversazione, superbia e domestico. Diciamo che comunque c'era un rapporto abbastanza positivo fra voi, una bella conversazione. È probabile che ci fosse qualcosa, una specie di competizione, o momenti di orgoglio. Probabilmente lui ha un carattere di questo tipo. Ora io non riesco neanche 27 marzo, non so se sia lui o se sia tu. Comunque c'è un qualcosa legato, vedi, a questa figura che poteva essere un po' orgogliosa. Adesso al presente comunque abbiamo casa, lettera, viaggio e gelosia. Sembra proprio che un'intenzione lui ce l'abbia. Comunque la casa è una situazione solida, stabile, dove comunque c'è una certa concretezza, una certa intimità. Il messaggero comunque ti porta una notizia. Non so se la notizia riguarda un viaggio o se lui che si farà avanti, si farà sentire, ma ad ogni modo qui abbiamo un problema ancora, ci sono delle emozioni troppo forti, forse rabbia, oppure è possibile che tu venga a sapere di un suo viaggio e questo ti farà arrabbiare, ti farà ingelosire. Comunque in base, lo vedrai tu nel presente imminente, diciamo così, come si svolgerà. Potrebbe essere appunto che tu riceva la notizia di un suo viaggio e proverai gelosia, come pure può essere che lui si farà sentire, si farà avanti verso di te, ma che ci sarà una discussione. Dunque, vediamo poi cosa avverrà a breve, perché direi che è proprio a breve. In effetti c'è una specie di inizio, però vedi che c'è la carta del ladro, il ladro col denaro. Qui dunque o c'è un furto di qualche tipo, proprio economico, oppure oppure è possibile che invece si insinui un nuovo legame nel prossimo periodo. Ad ogni modo, Costanza, sacerdote ammalato, dunque credo che
ci sarà comunque ancora un periodo di freddezza. Non è nel prossimo periodo che vedo un'evoluzione favorevole di questa situazione. Anzi, con sacerdote e ammalato direi proprio che c'è la necessità di stare da soli e di ragionare, riflettere su sta cosa, di recuperare un po'. Dunque diciamo che è probabile che avvenga qualcosa nel prossimo periodo, che agiti un po' e che magari porti qualche piccola prova, nonostante ci siano delle possibilità e delle aperture, però c'è un qualcosa che si insinua, c'è un qualcosa che ancora non è risolto. Però guarda che poi stanza, amante, consonante sorpresa, leggerezza. A me sembra che la possibilità che si ritrovi un pochettino la sintonia c'è. Mi raccomando, attenta, non fare cose che magari possono rovinare, cioè se lui fa un passo verso di te, cerca di non rovinare tutto, comunque dovrebbe muoversi qualcosa, non le vedo negative. Andiamo avanti. Claudia, intanto vediamo se mi ha scritto Giovanna, che aspettavo che scrivesse. No, dunque passo oltre. Allora, Claudia, 11 giugno 72, Vincenzo, 26 marzo 71. Ecco, come faccio? No, non è così che si pone la domanda. Stai dando due opzioni e la carta, cioè le carte devono essere in grado di dare la risposta a una opzione e io come faccio a leggerla, la stesa, se ho già due opzioni nella domanda? Allora la formulo io per te. 11 giugno 72, vediamo se è stata favorevole per te, ok? L'udienza di oggi. Ok, vediamo, perché se no come faccio a dirti? Le stesse possono dire uno e l'altro e non riesco a capire a chi si rivolge. Vediamo un pochino. 11 giugno 72, vediamo se è stata favorevole per te l'udienza, l'incontro con la psichiatra. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Partiamo da stanza, superbia, viaggio, bambino, leggerezza. Dunque l'incontro, ok? Ovviamente c'è con la carta della superbia, che attenzione, è vero che può voler dire che c'era una competizione in gioco, e dunque il senso di doversi misurare con qualcuno in questo incontro o di dover vincere in qualche modo e questo mi pare che comunque si intuisca dalla domanda, no? Cioè se chiedi se è stata favorevole per te o per Vincenzo è chiaro che una competizione c'è. Però devo dire che c'è stato un qualcosa di positivo, c'era qualcosa fatto comunque per i bambini, ma fatto anche cioè con cognizione, cioè sei stata presente a te stessa perché questo è sempre un atto volontario. Dunque non è un cambiamento o un avvio che si dà a seguito di una spinta esterna, è sempre un qualcosa che parte da noi. Dunque c'è un nuovo inizio, c'è un qualcosa avviato da te e diciamo che probabilmente non hai tanto calcolato bene, ok?
sei stata, come dire, non voglio dire leggera, perché anche se questa è la carta della leggerezza non significa quello, perché con la carta del bambino, del cambiamento, comunque è una trasmutazione in corso, però, però appunto in base a, a questo effettivamente vediamo che poi dietro c'è morte e prigione. Dunque forse qualcosa non è andato proprio drittissimo, perché abbiamo comunque una specie di qualcosa che si chiuderà, un qualcosa che si chiuderà e che ti farà riflettere. Probabilmente stai già pensando alle tue colpe, a quello che avresti potuto o non potuto fare, o comunque ci comunica che c'è un senso di fermo, di blocco, come se tu ti sentissi appunto di essere stata giudicata colpevole in qualche modo, va bene? Dunque adesso tu ti porti addosso questa sensazione di essere stata giudicata colpevole nella tua maternità, e dunque sei in un momento di attesa tormentata, ok? Malinconia, dispiacere sacerdote. Dunque è possibile che nel prossimo periodo tu riceva una qualche notizia che non sembra essere del tutto positiva, o comunque che ti porterà a un senso, a maggior ragione, di giudizio, va bene? Dunque abbiamo veramente la sensazione di aver dovuto sostenere un esame e di qualcuno che appunto ci valuta. Effettivamente il giudizio ci sarà, però guarda che questa è una carta di successo, è una carta di riuscita, anche se è vero che hai un nemico ed è vero che ci sono degli ostacoli, però alla fine è una consolazione. Dunque non mi sembra una stesa del tutto negativa, anzi lascia uno spiraglio, tra l'altro messaggero mercante, ladro lettera, dunque ci sarà un tentativo di concludere un accordo in un certo senso, o che qualcuno abbia cercato di raggirare, vedi? Tra mercante e ladro c'è una forma di raggiro, ok? Mm. Però scusami, ma io lo devo vedere per forza. Beh, lo vedi che nonostante tutto è vero che c'è la nemica, dunque ci saranno delle malelingue e delle cose che verranno dette contro di te, però alla fine fortuna è omaggio di preziosi. Dunque, nonostante tutto, non andrà male, ok? Allora, bene, Federica, 22 novembre 91, chiede se William torna da lei. Vediamo un po'. Allora, Lara e Ludo, si possono fare domande sui defunti, si possono fare domande su qualsiasi cosa, il problema è riuscire a interpretare le risposte, comunque puoi provare. Non credo di riuscire a risponderti stasera perché ho parecchie altre domande in coda, però magari prossimamente puoi provare a farla. Allora, torno a Federica, 22 novembre 91, vediamo se William torna da lei, 27 febbraio 95. Beh, la possibilità al taglio sembra esserci. Allora, disgrazia bambino, gelosia, gran consolazione, amatrice, leggerezza, vabbè, andiamo con ordine. Nel passato mi sa che si è interrotta bruscamente, magari neanche te lo aspettavi. Non so se era tanto che stavate assieme, però di sicuro è arrivato un po' all'improvviso e forse a scatenare tutto è stato un episodio di gelosia, oppure la rottura che è stata così improvvisa ti ha traumatizzato non poco. Però
abbiamo gran consolazione e amatrice, dunque è come se tu in fin dei conti sia rimasta in un certo senso positiva, no, o speranzosa che di rappresentare la donna del cuore e dunque magari anche che appunto lui tornasse, però probabilmente è passato un po' di tempo e ancora non è successo e dunque abbiamo qui leggerezza, oppure non è tanto, può essere anche che è da poco questa rottura, perché la carta del bambino è sempre un qualcosa di giovane, no, un qualcosa di recente, dunque una rottura recente, oppure può voler dire la rottura di un rapporto che non era da tanto tempo, insomma può significare tante cose. Io giustamente non conoscendo la tua storia, ma leggendo soltanto una domanda di una linea con le date, capisci che faccio fatica, però prova a vedere se fra le cose che ho detto c'è quella che è più calzante per te. Abbiamo al presente, secondo me, tra leggerezza, donna maritata, militare e vedovo, la possibilità che lui in questo momento sia orientato verso altro, e che probabilmente non è proprio tanto intenzionato a tornare. Forse ci sono ancora delle discussioni in corso, forse ci sono delle incomprensioni, oppure c'è ancora della rabbia che gli fa pensare che in fondo o che maturerà nel tempo pensando a qualche rimpianto, oppure che al momento magari pensa che è chiusa, che non ne vuole sapere. Però mercante, viaggio e giovane fanciulla. Dunque o fa nel prossimo periodo un viaggio di lavoro, oppure nel prossimo periodo può essere che proverà a farsi avanti con però portando una nuova modalità di rapporto, o comunque cercando un nuovo modo, questo perché parla sempre di trattative, nuovi inizi, il viaggio è anche un cambiamento, dunque oppure come te l'ho detto, proprio leggendolo alla lettera, un viaggio di lavoro. Questo io, ripeto, non ho idea, io vi dico quello che vedo e poi fate voi le somme. Abbiamo poi fortuna, artista e amante, dunque comunque un cambiamento verso di te avverrà e vedo che appunto ci sarà un'occasione per parlare, dialogare, si creerà una situazione, un nuovo spiraglio, una nuova apertura positiva perché lui, come vedi, tornerà ad avere un entusiasmo verso di te. Però guarda che non è un sì pieno, è come se lui si riavvicinasse però non per durare a lungo ancora, dunque boh, vedremo poi. Allora, rispondiamo a Rosa. È un periodo dove sono spesso stanca, però perché faccio un mare di cose tutto il giorno, dunque è un po' così, però insomma sarà anche il caldo, a me il caldo un po' mi butta giù. Dunque, ciao Sara, Giuseppina, ci sarà un ritorno? Lui 24 febbraio. E lui? Come si chiama lui? Fatemi le domande come si deve e vi rispondo. Allora, Renza, Antonio, 9 gennaio 58, Renza, 9 febbraio 59. Vuole sapere se lui divorzia e poi sposa lei. Vediamo Renza. Vediamo se Antonio divorzia e sposa Renza.
Allora, a parte che anche questa è una domanda doppia, è un po' difficile capire se mi dice sì che divorzia o sì che ti sposa. Io ti posso raccontare quello che vedo in base alla tua domanda o quantomeno a voi due. Diciamo che è nato un rapporto, ma io non so, potrebbe anche riferirsi al suo matrimonio, visto come è stata impostata la domanda, però c'è questo inizio, diciamo così, dove lui molto lanciato, però allora o vi conoscevate già, dunque magari eravate già amici di vecchia data, vecchie conoscenze, perché la carta della vecchia signora in qualche modo la devo poter interpretare, non compariva se non avesse avuto un senso. Dunque è possibile che già vi conosceste e che, appunto sia nato questo rapporto magari in un momento, dove stavate comunque bene, o comunque in un contesto piacevole, sereno. Abbiamo qui poi al presente gran signore, maggiori preziosi, ladro mercante. Dunque a me sembra che ancora al presente non si parli di una rottura di là e nemmeno di un legame con te. Mi sembra piuttosto che continui a parlare di una relazione illecita, ok? Cioè per un po' continuerà a frequentarti ancora così, e ancora così per un po', e ancora per un altro po', perché vedi che c'è la donna maritata e il nemico, dunque ancora c'è poi la moglie lì. Forse si apre qualcosa più in là, forse un cambiamento, ma non vedo questa cosa immediata. Fedeltà amatrice, allegria artista. Comunque qualche promessa te la fa, probabilmente te l'ha anche detto di dargli del tempo che lo farà. Ora vedremo, perché qua non è che si capisce benissimo se è il sì che divorzia da lei o sì che sposa te. Mi sembra che però un sentimento nei tuoi confronti ce l'abbia, che sia ben intenzionato, sei la donna del suo cuore, però potrebbe anche essere che al momento gli stia bene così. mm? Vediamo un po' più avanti. Allora, Nunzia. Nunzia vuole sapere come sta. Allora, mi dovete dare i nomi. Io dove la prendo la scena energetica su un lui del 24 ottobre 62? Cercate di capire che io non so come siete abituati in giro, ma io chiedo sempre il vostro nome, la vostra data, una domanda chiara, il nome e la data dell'altra persona se mi state facendo controllare qualcuno. Va bene? Dunque, per favore, fatemi contenta se volete la risposta. Allora, Elisa. Ciao Hilde, vorrei sapere se per mia figlia Nora, 2 giugno 2003, sarebbe meglio che si trasferisca alla Spezia da suo padre, il mio grande rammarico. Ah, Elisa, mi dispiace. 2 novembre 75. Mm. Allora, vediamo come andrà se si dovesse trasferire da suo padre. 2 giugno 2003. Allora, beh, immagino che per te non sia stato bello, probabilmente è nato da una discussione, da un momento di incomprensione, perché c'è la carta dei deliranti ad aprire la linea del passato e questo ha creato un'occasione, probabilmente, poi c'è questo domestico, dunque si è creata un'occasione per lui,
Ovviamente nostalgia, messaggero, dunque malinconia, scusami, nostalgia e messaggero, dunque mi rendo conto che questa cosa già si è aperta, questa opzione si è aperta già nel passato. Ora sembra esserci un entusiasmo, no? Una possibilità effettivamente, anche se non credo sia possibile nell'immediato. Cosa mi chiedevi tu? Ehm, Non mi davi una tempistica, comunque non mi sembra possibile nell'immediato. Comunque tua figlia magari può averlo anche detto, magari può averlo anche pensato, però non è del tutto decisa, eh. Mi sembra che l'idea entusiasmi di più il padre che lei. Lei per qualche ragione è un po' cioè un blocco c'è, oppure magari all'inizio era pure lei che voleva, però non lo so, questa prigione, mhmm, non penso venga fatto a cuor leggero questo passaggio. Comunque, gran consolazione, casa gelosia. Sai, comunque non sarebbe male, però non sarebbe nemmeno un successo pieno. Nel tempo avrebbe dei rimpianti, le mancheresti, ma anche tanto. E, però con la carta della speranza probabilmente probabilmente non sarà un trasferimento definitivo e può anche essere a volte che abbiano bisogno di imparare a vedere come ci si sente lontani, perché non sempre, stare vicini a volte aiuta, a volte mettere uno stacco potrebbe anche essere, salubre, un aiuto in qualche modo. Comunque, non la vedo come una cosa tanto negativa, anche se lo so che staresti male, vedi che c'è la carta dei sospiri anche lei comunque, però il padre credo proprio che farebbe di tutto. È un padre molto orgoglioso comunque, però farà di tutto per la figlia. Si impegnerà. Comunque non è male e forse un periodo là le farebbe capire tante cose. A volte se serve. Non vedo però, tanto non è subito, ci sta ancora pensando. Non è detto che ci vada veramente. Allora, rispondo all'ultima, ok? Rosario, 14 marzo 60, sta frequentando almeno virtualmente un'altra donna ed è per questo che mi ha bloccata. Vabbè, vediamo se sta frequentando un'altra donna, poi la conclusione la trai tu. Vediamo, Roberta, 1° ottobre 65. Vediamo se è Rosario, 14 marzo del 60, si sente con qualche altra persona. Mm. Casa, artista, Costanza, amica, Imeneo. Allora, che a lui piaccia, che a lui piaccia essere al centro dell'attenzione è fuori discussione. È proprio un qualcosa che lo fa, lo fa star bene, cioè lui, soprattutto se viene cercato per consigli, cioè gli piace. Ehm, Gli piace anche costruire amicizie, amicizie durature. Ad ogni modo è possibile che lui, in questo modo abbia recentemente incontrato una persona, con la quale inizialmente era nata una semplice amicizia. Ora però donna maritata, falsità, nemica amore. Beh, se questa c'è,
se c'è un'altra donna, è una donna che comunque è sposata, non è una donna libera e con cui attualmente c'è solo un flirt leggero, non c'è niente di che, okay? Anche se è possibile che ci sia un'attrazione, ovviamente la nemica, per te, giustamente. Lui probabilmente nel prossimo periodo farà la corteggerà o comunque, è possibile che però stiamo parlando del futuro, non del presente, e nel futuro potrebbe corteggiare qualcuno, o comunque pensare di farlo, farsi qualche sogno su questa persona e magari, per un periodo anche vivere un corteggiamento nella mente, okay, probabilmente come dici tu virtuale. In effetti ci sono le lettere, dunque vedi che anche qua chiaramente nessuno più scrive una lettera, ormai ci sentiamo tutti per telefono, ci sono le messaggerie, le chat, dunque lui sarà molto disponibile con questa persona, ma stiamo parlando sempre del futuro. Io al presente quello che vedo è mh, la possibilità che lui sia comunque interessato a questa donna sposata, ma che insomma poi è da vedere. Abbiamo qua comunque la possibilità ancora appunto che nel futuro lui cominci a scrivere con più costanza a questa persona. Però guarda, malinconia, denaro, riunione vedovo non vanno mica tanto lontano, se anche c'è, va bene? Allora, bene, io anche per questa sera ho spero risposto a un po' di persone, se non sono riuscita a rispondervi, intanto saluto ancora Ermanno, Michelle, Alessandro, Eva, ehm, Rita Orimei. Buonasera, tu scrivi per la prima volta, perché un nome così me lo sarei ricordata altre volte. Buonasera anche a te. Buonasera Marina, Loredana, Eli, insomma c'erano tante belle domande. Rita, brava che avevi scritto i nomi. Facciamo così, ragazze, io non sono riuscita a rispondere a tutti e lo sapete che i 45 minuti, mezz'ora 45 minuti e poi svalvolo perché è un giorno che sto dietro a queste cose, dunque arrivo la sera un po' stanchina, ma per me è sempre un immenso piacere se riesco a darvi una mano. Dunque a tutti quelli a cui io non ho risposto, invito appunto invito a venire domani alle 16 alla diretta del pomeriggio, va bene? Sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Se non siete iscritti, iscrivetevi così potrete porre la vostra domanda. Vi risponderemo in due, il Marietto col pendolino e io con le sibille. Dunque venite che vi aspettiamo. Intanto saluto ancora tutti gli altri amici, Rosi, Tam, Giuseppina, Michelle, va bene, ti avevo salutato, Maria, FZ, quanta bella gente, va bene. Carissimi, vi ringrazio tantissimo, buonanotte, buon proseguimento di serata, buon venerdì sera per chi andrà a divertirsi e uscirà, ci vediamo domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, le domande, non mi fate impazzire, ormai lo dovreste sapere, me lo scrivo qua, la domanda è nome, data, domanda precisa, va bene, se no è difficile, provate voi a vedere cosa riuscite a dire di una persona se non avete i dati a sufficienza. Un abbraccio, buona serata, a presto, a domani anzi, ciao!